Buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Antenna 3, la prima edizione dei nostri telegiornali, un'ampia pagina di cronaca in primo piano a partire dall'ennesimo tragico incidente stradale nel nostro Veneto. Siamo a Scorzè, nella tarda serata di ieri un 49enne ha perso la vita schiantandosi contro un albero. Per noi sul posto ci sono Edi Caliman e Simone Merlo. Buongiorno Edi. Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. In via Moglianese, dove ci troviamo adesso, alle mie spalle il luogo dell'incidente, il platano completamente sfregiato dall'auto arrivata a grande velocità e dove ha perso la vita un 49enne, Dimitri Pastrello, che transitava verso Martellago da Scorzè. Siamo esattamente a metà tra i due paesi, tra la frazione di Capellamaggiore alla mia destra e Martellago alla mia sinistra, un lungo rettilineo che come potete anche vedere dalle mie spalle invita a spingere il piede sull'acceleratore, ma ancora i carabinieri intervenuti sul posto insieme vigili del fuoco e SUEM 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare l'uomo. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo. I carabinieri continuano a indagare per accertare le cause del sinistro. Si ipotizza un malore, ma potrebbe essere anche una distrazione legata all'alta velocità. A perdere la vita appunto Dimitri Pastrello, 49 anni, ha sempre vissuto tra Martellago, Scorzè e Noale. Si stava trasferendo proprio a Scorzè dal 2024 e chiaramente va al cordoglio dal sindaco che abbiamo sentito in mattinata. E Dimitri non aveva moglie, non aveva figli, la famiglia è già stata avvisata e sull'esito dell'incidente appunto si attendono le conclusioni delle indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause. Così da Scorzè, Nicola, se non hai domande a te la linea. Grazie Edi Caliman per questo flash di cronaca e fra poco la ritroveremo a Milano, Edi Caliman, perché c'è stato un altro grave fatto di cronaca. Un cittadino di nazionalità albanese è stato colpito alla spalla nella notte da un colpo di arma da fuoco a Milano mentre tornava a casa con la compagna dopo la serata. L'uomo non sarebbe per ora in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale dell'Angelo a Mestre, viene assistito dopo i soccorsi del SUEM. L'agguato, secondo le prime indagini, sarebbe opera di due uomini, probabilmente della stessa nazionalità, quindi albanesi, del ferito, che lo hanno atteso sulla porta di casa sparandogli mentre rientrava con la compagna, quindi un vero e proprio agguato. I due presunti responsabili hanno fatto perdere le loro tracce e dai primi sopralluoghi sul luogo dello sparo l'arma non sarebbe stata trovata, ma è stato individuato un proiettile che i carabinieri hanno sequestrato. Sul movente Ceri-Serbo non è esclusa la pista dello spaccio, quindi nella notte questo agguato a colpi di pistola con un uomo di nazionalità albanese ferito alla spalla e non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Ce ne parlerà fra poco la nostra stessa Edi Caliman. Restiamo però sulle tragedie della strada e torniamo a parlare della tragedia di Fagarello, schianto della mamma in auto con la figlia contro un furgone e la morte della bimba di 9 anni. La mamma, lo sappiamo, è indagata dalla procura per omicidio stradale, ma secondo il suo avvocato era rimasta sconvolta dagli sfratti, dagli scontri in via Pisa a Treviso. Anche lei era sotto sfratto e quel giorno era appena stata rimbalzata, diciamo così, dall'ufficio casa del comune. Lo ha detto l'avvocato, sentiamo. Tempo fa la famiglia aveva ricevuto lo sfratto nonostante fosse in regola con i canoni di affitto e non erano riusciti a trovare un immobile sul mercato privato. Ecco, sappiamo bene qual è la situazione degli affitti ad uso residenziale. Il 16 giugno poi le forze dell'ordine si erano recate presso la struttura per liberare alcune unità dove alloggiavano famiglie con bambini piccoli e questo aveva creato uno stato di paura e di forte smarrimento in Vivian. Racconta le ansie e le paure di una madre, l'avvocato Pastre, difensore di Vivian, la donna indagata per la morte in un tragico incidente stradale della figlioletta Favur Edewede Osabie di soli 9 anni. La bimba viaggiava con
con la sorellina Victory nell'auto guidata dalla 33enne quando la loro corsa è finita contro un tir il 19 giugno a Fagarè di San Biagio di Callalta a seguito di un'invasione di corsia. Dopo 4 giorni di agonia Edewede è morta al Cafoncello, la madre iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ma quel giorno di metà giugno, prima di mettersi al volante diretta all'ospedale di Oderzo per la visita medica di una delle 2 figlie, Viviane era stata all'ufficio casa del comune. Questo dunque il retroscena. Il 19 giugno, che è il giorno, e quindi arriviamo al giorno dell'incidente mortale, Viviane si era presentata personalmente presso l'ufficio casa dove non è stata ricevuta e le è stato fissato un appuntamento in una data di molto successiva. Era scossa Viviane da quando aveva visto quegli scontri sotto casa. L'incertezza del futuro forse la stava divorando durante quel viaggio in ospedale a Oderzo. Per l'avvocato non è solo una circostanza umana, ma visto il fascicolo d'indagine, una questione legale e giuridica da soppesare. Emerge veramente uno stato emotivo di forte ansia e stress dovuto a tutte queste vicissitudini e riteniamo che sia stato un elemento quantomeno di concausa del tragico evento. A Treviso, zona San Liberale, qualche settimana fa parlavamo di corse clandestine, c'era anche un video shock che aveva ripreso il fatto e grazie a questo video 2 persone erano state denunciate, ma il fenomeno delle corse clandestine è un fenomeno che non trova confini, c'è un allarme su questo a Ponte di Piave, ce ne parla Marta Zatta. Buongiorno Marta, insieme a Nicoletta Rizzetto e al sindaco. Buongiorno. Sì Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo proprio nella zona industriale di Levada, Ponte di Piave, dove giovedì scorso sono state segnalate delle corse clandestine da parte di auto. Lo vedete, è una zona che si presta veramente a delle corse, questo rettilineo, ma anche ci sono moltissime curve secche. Ecco, i residenti impauriti e anche stanchi di vedere determinate scene hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine, ma quando sono arrivate sul posto le auto erano già scappate. Lo dicevi tu, non è la prima volta che anche in Veneto vengono segnalate queste corse clandestine. Proprio qualche giorno fa nella zona industriale di Treviso erano state fermati 2 giovani appunto intenti a correre veramente a velocità elevatissime, 2 giovani che sono stati denunciati. Parlando anche prima col sindaco di Ponte di Piave, c'è delle aziende che hanno anche orari notturni, quindi c'è anche il pericolo che i dipendenti possano uscire e possano essere presi in pieno anche da queste auto. Non sono ancora stati identificati gli automobilisti di queste corse clandestine, però sindaco, insomma, è una situazione che fa paura anche ai residenti che abitano veramente a pochi passi da qui. Sì, buongiorno a tutti. Sì, certo, immagino che faccia paura. Il mio invito è quello di continuare a segnalare come è stato fatto, in modo tale che le forze dell'ordine facciano il loro corso. Noi come comune già da anni abbiamo introdotto i servizi notturni della nostra polizia locale. Sicuramente gli orari indicati non sono quelli della nostra locale, ma comunque la sorveglianza tra la nostra locale e quella delle forze dell'ordine presente sul territorio è costante. E chi organizza, chi partecipa anche a queste corse clandestine rischia anche il ritiro della patente, insomma, rischia il ritiro del veicolo, quindi insomma è bene lanciare proprio un messaggio forte. Sì, certo, stiamo parlando di una strada, c'è da rispettare ovviamente il codice della strada, quindi come ogni strada primaria o secondaria ha le proprie regole, la propria legislazione e quindi chi fa queste corse deve essere ben consapevole che i rischi ci sono di perdere la patente e ad aumentare. Voglio ricordare, è stato detto prima, che comunque la zona industriale non è deserta in quelle ore della notte perché ci sono aziende che fanno orari notturni, quindi ci può essere un cambio di persone, quindi invitiamo caldamente che questi episodi non si ripetano e non si ripetano mai più. Appunto, lo dicevamo, non è un caso isolato a Treviso, ma anche nella stessa Valpolicella erano stati segnalati episodi del genere. Ovviamente le forze dell'ordine stanno indagando per trovare i responsabili anche attraverso i sistemi di videosorveglianza che ci sono in molte aziende della zona. Io ringrazio il sindaco Matteo Buso per essere stato con noi e per il momento da Ponte di Piave è tutto. Nicola, a te la linea.
Grazie a Marta Zatta. Un escursionista è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, siamo in provincia di Udine, è stato trovato a 200 metri sotto la cima sul versante nord della montagna. Si chiamava Anthony Bryan, di nazionalità irlandese, avrebbe compiuto 64 anni a settembre. La moglie originaria di Gorizia. L'allarme è scattato alle 20:30 dopo che la moglie aveva segnalato il mancato rientro al 112. La Sores ha attivato il soccorso alpino di Forni di Sopra, i vigili del fuoco volontari, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. L'escursionista aveva detto al telefono alla moglie di aver perso la traccia ma di aver raggiunto la cresta finale. Cause della caduta non ancora determinate con certezza, potrebbe essere scivolato, aver avuto un malore improvviso. Ed è invece previsto per domani il rientro in Italia del feretro di Riccardo Perini, il medico dell'azienda ospedaliera di Padova, morto durante una escursione di snorkeling in una località della Grecia non lontano da Rodi. Il Perini, 67 anni, originario di Ferrara, era da anni neurochirurgo molto apprezzato nel reparto diretto dal dottor Franco Chioffi. Era un collega molto serio e disponibile con noi della equipe, ricorda il dottor Chioffi, sempre premuroso con i pazienti, con cui sapeva quasi sempre costruire un rapporto umano prima ancora che professionale. Dunque domani il rientro della salma del professor Riccardo Perini, morto tragicamente in Grecia. Adesso apriamo la pagina dedicata al caldo, perché sappiamo c'è questo doppio fronte nella giornata di oggi. Continua l'allerta gialla per il caldo, quindi per i disagi dovuti al caldo, e purtroppo anche ieri notizie drammatiche sul fronte del caldo, ma c'è anche l'allerta per il maltempo dal pomeriggio. Temporali che interesseranno maggiormente non solo il fronte montano come un po' nella serata di ieri, ma anche la pianura, con una probabilità giudicata media di fenomeni intensi. Un quadro che ha spinto la Protezione Civile a diramare per oggi la fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale, quindi l'allerta gialla. Come gialla sarà anche l'allerta di calore sulle zone di pianura e sulla costa, quindi attenzione dal pomeriggio di oggi sul fronte temporalesco, lo abbiamo già ricordato ieri, con forti raffiche di vento previste, temporali e anche la grandine che fa paura ormai da tempo. Lo dicevamo, il caldo e due tragedie molto probabilmente legate al caldo. La prima a Castelmas, a Mantova, anzi nel Mantovano, ma viveva a Castelmas in provincia di Rovigo il 55enne bracciante marocchino Tahar El Haddad, stroncato da un malore mentre lavorava nei campi a Mantova nel tardo pomeriggio di ieri. Assunto da un'azienda agricola con sede a Magnacavallo, mentre stava raccogliendo delle angurie assieme ad altri operai, si è improvvisamente accasciato a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. In corso ovviamente gli accertamenti per verificare il rispetto delle normative sul lavoro. E poi nella giornata di ieri la morte del 59enne operaio di Villorba, stroncato da un malore anch'egli alla fine del turno di lavoro e l'uscita dalla fabbrica di Susegana. Aveva appena terminato il turno di lavoro e stava facendo ritorno a casa quando un malore improvviso non gli ha dato scampo. Franco Favaretto, 59 anni, di Villorba, potrebbe essere l'ennesima vittima di questa ondata di calore che sta investendo anche i nostri territori. Favaretto lavorava alla Smurfit K Italia di Ponte della Privola ed è morto stroncato da un arresto cardiocircolatorio. L'uomo stava tornando a casa quando improvvisamente è crollato a terra in via Caduti di El Alamein. Un malore notato subito da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Purtroppo inutili tentativi di rianimare il 59enne, che aveva già avuto problemi di salute, come ricordano i colleghi di lavoro intervistati da Nicola Marcato. Siamo scioccati. Purtroppo non ci si poteva fare nulla. Era una brava persona. Assolutamente sì. Meno giocoso di quello del solito. Da quando era tornato dopo la convalescenza? Sì, di solito ti fermava, ti parlava, ti chiedeva della pensione, quanti contributi hai, voleva andare in pensione, voleva andare in giro con la moto, insomma, questo lo faceva sempre lui. E ultimamente non era più lo stesso.
Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell'US2 per determinare l'esatta causa del decesso, tenendo conto dell'alta temperatura che anche oggi si è registrata in tutta l'area e che a Villorba ha colpito anche un fattorino di 30 anni. L'uomo è stato colto da sincope dopo essere sceso dal furgone mentre effettuava una consegna. Nella caduta ha riportato un trauma cranico. Ora si trova in osservazione al Cafoncello. Temperature proibitive per ogni tipo di attività all'aperto o in aree senza condizionatori. Questi sono i termometri di oggi a mezzogiorno nelle aree tecnologiche e imballaggi dell'Electrolux di Susegana, dove ieri gli operai sono usciti un'ora prima per l'impossibilità di continuare la produzione con queste temperature. Ti lascio immaginare lavorare, fare un frigo ogni 32-34 secondi con 36 gradi dove non ci sono né ventilatori né rinfrescatori adiabatici, non è piacevole di certo. Ecco perché voi vi muovete tantissimo proprio perché siete in catena, non è che siete fermi, scrivete una cosa, cioè siete tranquilli, lì dovete andare avanti veloce. Sì, non siamo nell'ufficio, il paradosso è che a noi gente che viene dall'ufficio ci viene a dire che non fa caldo in catena perché fanno un salto, lavora 8 ore a ritmi vincolati, poi vediamo se riesce a sopportarli tutte le 8 ore. E poi c'è la morte di Stefano Tonin, il 57enne operaio di Resana, lo ricorderete, colpito da un malore mentre lavorava in un cantiere a San Martino di Lupari. Nelle prossime ore l'autopsia. Sarà l'autopsia affidata dal PM Marco Brusegan al medico legale Bianca Beltrame a stabilire le cause della morte di Stefano Tonin. L'esame sarà eseguito nelle prossime ore. Da qui si attendono le prime risposte dopo il decesso del 57enne avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso in un cantiere edile per la costruzione di alcune villette in via Meucci a San Martino di Lupari. L'uomo, che viveva a Resana con la famiglia, stava lavorando alla rete idrica quando, intorno alle 14, ha accusato un malore che lo ha portato alla morte nonostante i tempestivi soccorsi dei colleghi e il disperato trasporto all'ospedale di Cittadella. La procura di Padova indaga per omicidio colposo sul lavoro e attraverso lo Spisal ha acquisito le indicazioni precise sulle mansioni date al lavoratore. Nonostante l'ordinanza regionale firmata dal presidente Alberto Stefani che vieta il lavoro nei cantieri tra le 12:30 e le 16, Stefano Tonin stava operando. Dall'autopsia si cercherà di capire quindi quale sia stata la causa del malore e se il 57enne sia stato vittima di un colpo di calore. Il cantiere nel frattempo era stato sequestrato. Restiamo nel Padovano per ancora parlare di caldo, anche se la nostra Valentina Visentin ci informa in questo momento che ha cominciato a piovere, quindi inizia quel fronte temporalesco che dovrebbe portare un po' di refrigerio, però il problema è anche quello di temporali e grandi, lo vedremo nelle prossime ore, ma c'è ancora la questione caldo perché sappiamo questa fronte temporalesco non risolverà sostanzialmente, se non per qualche giorno, il fronte del caldo che colpisce anche passeggeri e autisti degli autobus se non hanno ovviamente i sistemi di condizionamento. Valentina. Sì, buongiorno da Padova, dalla stazione delle Corriere, dove è incredibile come la pioggia in pochi minuti abbia già fatto abbassare la temperatura di 3 gradi, perché quando siamo arrivati il termometro segnava 37 gradi, ora ce ne sono 34, ma la questione resta identica. Stiamo parlando di come affrontano le giornate gli autisti di Bus Italia e tanti passeggeri, mezzi non tutti adeguati con il sistema di refrigerazione dei pullman che comunque devono aprire e chiudere ogni volta le porte per far salire e scendere i vari passeggeri, e quindi è difficile mantenere all'interno delle temperature che consentano insomma una sopportazione delle temperature bollenti che invece si sono registrate in queste settimane. E io sono con Andrea Rizzo, funzionario della FILT CGIL di Padova, perché comunque i sindacati si erano già mossi a maggio per chiedere un adeguamento del sistema di raffreddamento all'interno del pullman, visto che comunque le ondate di calore non sono più un evento eccezionale, ma ormai si registrano sempre più ogni estate e anche sempre prima. Esatto, noi già dai primi di maggio avevamo segnalato alla società le problematiche dei climatizzatori degli autobus, non solo per il personale autista ma anche per l'utenza.
Devo dire la verità, la società ha risposto prontamente, ha dato disposizioni all'officina tram e all'officina autobus di dare la priorità alla verifica degli impianti di climatizzazione. Logicamente gli autobus sono tanti e penso che più di qualcuno non sia riuscito a passare questa revisione. Il nostro pensiero è che bisognerebbe cominciare prima questo ciclo di controllo dei mezzi per dare la possibilità di trovare all'utenza di trovare un mezzo già predisposto con un climatizzatore funzionante per i primi caldi. Ecco, tante le lamentele che avete ricevuto sia da parte dell'utenza ma anche degli stessi autisti che insomma si trovano nelle cabine e spesso a soffrire e sopportare alte temperature, soprattutto quando gli autobus sono affollati. Certo, il problema dell'autista è anche che essendo proprio nella parte anteriore dell'autobus è la parte più calda perché è praticamente in vetrina e dunque con il vetro non riesce a proteggersi dalle temperature. Ecco, cosa voi chiedete appunto che si parta prima con la sistemazione dei mezzi, ma intanto però bisogna fronteggiare in qualche modo questa situazione. Allora, quello che abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere è che intanto venga in futuro iniziata prima la revisione dei climatizzatori dei veicoli. Ci sono veicoli, autobus e anche tram che hanno problemi anche nel periodo invernale con la condensa che devono tassativamente essere modificati. La nostra impressione è che questi mezzi qua sono stati studiati e sono creati per il nord Europa. Non sono adatti al clima mediterraneo, non hanno la climatizzazione che permette di regolare la temperatura con il clima che abbiamo noi in Italia, che ormai stiamo diventando come l'Africa. Grazie mille ad Andrea Ritz della Filt CGIL di Padova e da Padova è tutto, la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, ancora il caldo con un altro appello invece che viene dall'associazione ANIEF che riunisce insegnanti e formatori del Veneto, l'appello del vicepresidente regionale Alberto Ruggin che è anche esponente di Più Europa dopo il caso del malore per un presidente di commissione durante gli esami di maturità a Mestre. Visto è successo quello che non avremmo mai voluto accadesse. In una scuola di Mestre un presidente di commissione è stato male, è svenuto. Queste scuole non possono più accogliere esami di maturità, collegi docenti, riunioni con queste temperature estreme. Noi continuiamo a dirlo, ci vogliono veramente interventi urgenti, aria condizionata, ventilatori, perché non è possibile continuare a lavorare dentro queste strutture. Chi parla di aprire le scuole d'estate per magari rimpiazzare i bambini e i ragazzi non sa di che cosa parla, probabilmente perché non è mai entrato in una scuola. Queste scuole ormai sono dei veri e propri forni perché sono strutture spesso totalmente inadeguate. L'allarme furti ci porta a Tezze sul Brenta, da un po' di giorni che raccontiamo nel Bassanese cosa sta accadendo per i furti nelle abitazioni. Allora, Tezze sul Brenta con Vanessa Banzato. Vanessa, ci sei? Eccola qua, la vedo. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio a Tezze sul Brenta, assieme a me il comandante della polizia locale Luca Franceschini. Perché anche Tezze sul Brenta è uno dei comuni che sono stati presi di mira negli ultimi tempi dai malviventi. Vi stiamo proponendo praticamente ogni giorno storie che riguardano appunto colpi in abitazione messi a segno, colpi tentati. Vi stiamo parlando di questi gruppi di malviventi che fanno i sopralluoghi nei giardini delle varie abitazioni, proprio passano a tappeto intere vie. È successo a Mussolente, è successo a Tezze sul Brenta, è successo a Rosà, è successo a Rossano Veneto e pare che la lista dei comuni battuti dai ladri non si fermi. E tra l'altro mai come in questo periodo, come quest'anno, proprio in questo periodo si era verificato, comandante, un episodio del genere. Lei che ha il polso della situazione sente la preoccupazione della gente? Assolutamente sì, purtroppo è un problema che
diciamo così, in questi periodi dell'anno non eravamo pronti a trovarci in una situazione del genere. Certo che sicuramente sarà monitorato e verrà maggiore attenzione sul territorio, cercheremo di fare qualcosa, qualche pattuglia in più magari nelle ore serali notturne. Quello che mi viene da dire comunque che è il primo controllo che è da fare da parte dei cittadini, quindi se ci sono movimenti strani o qualcos'altro che diciamo così di anomalo, segnalarlo subito alle forze dell'ordine, perché diciamo che il primo occhio è proprio quello dei cittadini. Ecco, diventa allora appunto di enorme attualità tutta la questione legata ai controlli di vicinato. Assolutamente sì, l'amministrazione comunale è una cosa che ci crede, ha implementato già su una zona, lo stiamo implementando su altre 2 zone, perché naturalmente sono progetti che vanno presentati e accordati con la prefettura, quindi hanno dei tempi burocratici abbastanza lunghi, però è una cosa che noi ci crediamo e vogliamo fare squadra con i cittadini soprattutto per queste necessità qua. Sui controlli di vicinato crede molto anche la sindaca di Mussolente Elena Bontorin, che abbiamo intervistato, anche perché c'è da considerare, Nicola, tutta la questione legata non soltanto al bottino, a quanto viene portato via durante i colpi, nello specifico caso ad esempio di Casone di Mussolente, dove un uomo si è trovato in camera da letto il ladro. Non sono soltanto i 40 euro che sono stati portati via, ma c'è tutta una questione legata al turbamento proprio psicologico e ai danni che questi malviventi fanno per poter accedere nelle varie abitazioni. Allora chiederei proprio alla regia di mandare l'intervista che abbiamo raccolto con la sindaca di Mussolente Elena Bontorin. Quello che davvero, e ringrazio i cittadini perché su questo si sono subito attivati, la cosa che per prima va fatta, ancora prima di avvisare il sindaco, avvisare i carabinieri, cercare di farli intervenire il prima possibile, raccogliere le immagini della videosorveglianza anche privata quando la si ha e quindi cercare di fornire loro. In questo caso appunto siamo riusciti ad avere anche delle immagini abbastanza nitide e io mi sono sentita ieri con il comando dei carabinieri e so che sono già al lavoro per cercare di individuare i responsabili. Capisco la preoccupazione perché sono atti che fanno davvero paura, in quei casi è raccomandato davvero mantenere, come lo si è fatto, la massima calma. C'è chi dice sarebbe necessario anche per limitare queste cose per esempio tenere accesa tutta la notte l'illuminazione pubblica, che invece a una certa ora si spegne. Questa è una riflessione che va fatta insieme, su cui possiamo davvero dialogare. La riflessione va fatta, però è molto vasta, perché allora mi chiedo come mai d'inverno, quando l'illuminazione pubblica è accesa e i furti avvengono alle 18, alle 19, alle 20 di sera, quindi forse l'illuminazione non è l'unico deterrente. In più cosa possiamo fare? Fare anche controllo di vicinato, un progetto che stiamo cercando già da diversi anni di costruire, però si va a rilento perché manca la disponibilità da parte dei cittadini. Io sono convinta che come amministrazione possiamo fare ancora tanto per migliorare la sicurezza del nostro territorio. Stiamo cercando di partecipare anche assieme al Comune di Cassola a diversi bandi per migliorare la videosorveglianza e soprattutto i varchi, perché sono quelli più l'apparecchiatura più utile, però quello che davvero chiediamo è anche la collaborazione da parte dei cittadini, perché solo insieme riusciremo davvero a vigilare sul nostro territorio. Ecco, abbiamo sentito la sindaca di Mussolente che appunto invita i cittadini a vigilare sempre. Lei fa un passo in più: denunciare sempre in assoluto. Assolutamente sì, è necessario che comunque per ogni fatto delittuoso che succede nella propria abitazione di fare formale denuncia, perché questo, diciamo così, va a implementare gli indici di delittuosità a livello comunale e provinciale e naturalmente una maggiore attenzione da parte dello Stato e delle forze dell'ordine sul territorio. Quindi le risorse sono legate anche alle denunce fatte dai cittadini alle forze dell'ordine. Che si traduce: più denunce vengono fatte, più denunce vengono presentate, più lo Stato prende in considerazione anche un territorio ben preciso e più agenti, più carabinieri arrivano in questo territorio. Assolutamente sì. Nicola, insomma, hai sentito, massima attenzione in tutto il territorio del Bassanese, Tezze sul Brenta incluse, e per il momento per me è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, una vicenda di cronaca davvero particolare perché riguarda un ragazzo di appena 18 anni, arresti domiciliari per questo 18enne del veneziano accusato di aver, pensate, ricattato ed estorto denaro alla madre della propria fidanzata dopo aver scoperto una relazione extraconiugale della donna. Secondo i carabinieri le avrebbe chiesto 50.000 euro in cambio del silenzio, riuscendo a ottenere
ottenere una prima tranche da 7.000 euro prima che la donna denunciasse tutto, facendo scattare le indagini. Alla seconda richiesta di denaro la procura ha disposto che alla consegna potessero assistere agli investigatori nascosti nelle vicinanze e che hanno poi arrestato il ragazzo. Teatro della vicenda, una località del Veneto orientale. I militari indagano anche per accertare se nel ricatto sia stata coinvolta la figlia della donna, legata sentimentalmente al 18enne, che avrebbe potuto consegnargli immagini e documenti sulla infedeltà della madre. Torniamo a parlare invece adesso a Vicenza del bar di Ospedaletto incendiato 2 volte nel giro di un anno e una vicenda sulla quale la procura ha disposto indagini per accertare l'indagine dolosa. 5 persone che sono state sottoposte a misure cautelari, lo abbiamo raccontato ieri, in carcere perché accusate di aver appiccato l'incendio per ottenere l'assicurazione, il rimborso dell'assicurazione. Al di là degli sviluppi giudiziari resta un problema, il problema degli inquilini coinvolti nello stabile, perché questo bar tabaccheria si trova all'interno di un palazzo, di un condominio, e poi quindi sgomberati. Il consigliere comunale Raffaele Colombara ha depositato una interrogazione perché il comune si occupi della situazione, in particolare per le persone fragili coinvolte. Ce lo spiega Daniele Garbini in diretta. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo, sono in compagnia di Raffaele Colombara, il consigliere comunale, che ha presentato questa interrogazione. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti voi. Ecco, siamo nel quartiere Ospedaletto, come dicevi, in questo momento è proprio quello all'angolo in fondo con via Girotto, il bar tabaccheria incriminato, quello che, come giustamente avevi detto, nel giro di poco meno di un anno è stato coinvolto in questo incendio. E soprattutto oggi parliamo soprattutto della parte superiore, quei 3 piani dove abitano una decina di condomini, insomma, che sono stati evacuati 2 volte, ovviamente nel giro di sopravvesati di soprassalto, diciamo anche non solo persone normali, nel senso di mezza età in condizioni di salute ottimali, ma anche bambini e persone fragili, la persona con problemi anche di movimentazione. Ecco, diciamo subito in particolare le famiglie che stavano al primo piano, sopra esattamente al bar, che hanno visto il loro immobile invaso completamente dal fumo, che ha creato poi quei motivi che ha costretto poi a farle evacuare, e alcune di queste famiglie ancora sono fuori senza più un'abitazione, hanno goduto subito, vero? Ecco, innanzitutto, come dicevi, la parte giudiziaria, ieri abbiamo dato notizia all'indagine in corso, alla procura che ha deciso poi di sottoporre 5 persone al carcere in provvedimenti restrittivi. Ecco, intanto facciamo il punto e vi proponiamo il riassunto con questo servizio. Svolta nell'inchiesta sui 2 incendi che hanno distrutto il bar tabaccheria di via Girotto nel quartiere Ospedaletto di Vicenza. Questa mattina la squadra mobile della Questura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, diretto dal questore Marco Calì, e il supporto della Guardia di Finanza, ha eseguito 5 arresti. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal GIP di Vicenza. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di incendio aggravato continuato, violazione di sigilli e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. L'inchiesta nasce dal primo rogo avvenuto il 26 marzo di un anno fa. Fin dall'inizio la polizia aveva notato un particolare ritenuto decisivo: nessun segno di effrazione agli accessi del locale. Poi, dopo il sequestro dell'immobile, l'11 novembre scorso era stata denunciata la violazione dei sigilli e nella notte tra il 27 e 28 gennaio un secondo incendio aveva nuovamente devastato gli stessi locali. Secondo la ricostruzione della procura, il gestore del bar e la nipote, intestatari formali dell'attività, si sarebbero rivolti a 3 complici calabresi di Reggio Calabria per appiccare le fiamme. L'obiettivo sarebbe stato quello di ottenere gli indennizzi assicurativi e, dopo il primo incendio, eliminare le tracce utili alla polizia. Determinanti si sono rivelati i tabulati telefonici e l'analisi delle celle.
Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dei presunti esecutori materiali. Per il primo incendio sono partiti dalla Mezzia Terme in aereo fino a Milano Malpensa, raggiungendo poi Vicenza in auto nelle ore precedenti al rogo e rientrando subito dopo in Calabria. Per il secondo episodio, invece, il viaggio era avvenuto interamente in macchina. L'obiettivo degli indagati era quello di trasformare 2 incendi dolosi in un lucroso risarcimento assicurativo. Ecco, questo era il nostro riepilogo di quanto accaduto dal punto di vista giudiziario. Ovviamente questo fatto ha avuto delle ripercussioni veramente eclatanti in questo quartiere, ma a Vicenza, ma soprattutto qui, perché chi ha assistito, chi è stato coinvolto direttamente, e comunque assistere o essere comunque testimoni di eventi del genere lascia perplessi anche una serie di convivenze. Notiamo che c'è anche difficoltà a parlare con le stesse persone che temono ritorsioni. Ecco, questo è un altro degli aspetti dal punto di vista umano. Ecco, il consigliere, domani c'è il consiglio comunale, lei ha presentato un'interrogazione, è la seconda. Cosa ha chiesto e soprattutto cosa si aspetta come risposta dalla Giunta? Sì, le notizie che emergono confermano la gravità di una situazione che ha coinvolto pesantemente questo quartiere. Ci sono gli aspetti giudiziari, ma ci sono anche gli aspetti umani, e pensiamo in particolare alla signora con i figli, ma anche alla signora anziana, che hanno dovuto trovare sistemazioni diverse. Dietro, insomma, a questi incendi ci sono delle vite che sono state toccate pesantemente. Con l'amministrazione ho chiesto che si intervenga, insomma, ho chiesto cosa è stato fatto e cosa si intende fare per essere vicino a queste persone che sicuramente hanno bisogno di aiuto, e anche di valutare con attenzione, insomma, anche gli altri aspetti come la costituzione del comune stesso in un'eventuale azione giudiziaria. Ecco, su questi aspetti degli impegni è importante anche dare segnali importanti a chi abita all'interno. Sì, diciamo bene che qui c'è un aspetto, come dire, che è legato alle condizioni di vita di queste persone che si sono trovate dall'oggi a domani a trovare un altro posto dove andare a vivere, ma c'è anche un clima di preoccupazione perché evidentemente queste vicende, insomma, hanno lasciato quantomeno, come lei ha detto, preoccupazione, una forte preoccupazione tra le persone. Perfetto. Allora, ovviamente noi seguiremo la vicenda, continueremo a farlo e vi aggiorneremo ovviamente già domani con il Consiglio Comunale in arrivo. Ringraziamo il consigliere comunale intanto. Grazie a voi per la presenza qui. Ecco, per il momento allora Nicola direi tutto da Ospedaletto Vicenza, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin. Prima di andare in pubblicità vi ricordo del fatto di cronaca di cui abbiamo parlato in apertura. Fra poco la nostra Heidi Kaliman raggiungerà il posto dove è accaduto questo fatto. Parliamo della sparatoria avvenuta a Milano, gli spari, l'agguato avvenuto a Milano nella notte, un agguato di 2 persone armate di pistola che hanno colpito un loro connazionale. Si tratta di cittadini albanesi che stava rientrando a casa con la fidanzata. Lo hanno colpito alla spalla, fortunatamente, probabilmente l'obiettivo era un altro. L'uomo è stato portato in ospedale comunque in serie, in gravi condizioni, e si sta indagando, i carabinieri stanno indagando sul movente di questo agguato, forse legato a questioni di spaccio. In ogni caso un fatto che sconvolge la comunità di Milano. Fra poco ne parleremo, ma subito dopo la pubblicità, a proposito di sicurezza nei centri, nelle nostre città, torneremo a parlare della difficile settimana di Mogliano Veneto, alle prese con diverse risse, e non solo nella zona calda della stazione. L'ultima è avvenuta addirittura in pieno centro, e quindi c'è una ulteriore richiesta di controlli nel centro di Mogliano. Ripartiremo da qui dopo la pubblicità. Purtroppo anche ieri sera altra rissa qui a Mogliano, proprio in piazza. Queste risse, queste colluttazioni non devono assolutamente avvenire e non possiamo accettarle. Notte di violenza nel centro di Mogliano Veneto. Il primo episodio si è verificato poco distante da Piazza Caduti, dove un ragazzo egiziano di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito da un gruppo di persone. È stato lui a dare l'allarme. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato
ricoverato al pronto soccorso di Treviso con ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Gli aggressori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero un moldavo di 34 anni, un albanese di 32 e 2 donne italiane di 25 e 28 anni, tutti in evidente stato di alterazione alcolica. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo si è spostato in piazza Caduti, dove è scoppiata una seconda rissa, questa volta con una cittadina cubana di 38 anni e un italiano di 67. Anche loro hanno riportato lesioni lievi e insieme agli altri partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Mogliano Veneto. Guarda caso anche questa volta sono coinvolti degli stranieri e residenti qui a Mogliano. Fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute subito. Dopo le mie richieste c'è stato un potenziamento qui a Mogliano, il numero di pattuglie è aumentato. Secondo il racconto di un testimone, gli scontri sarebbero proseguiti anche dopo l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri. La situazione sarebbe stata talmente concitata da rendere necessario l'invio di ulteriori militari per riportare la calma. C'erano 2 ragazze che hanno cominciato a battibeccare e passando una pattuglia dei carabinieri, una delle 2 la ferma. In quelle sono intervenuti anche 2 uomini, uno di questi aveva anche un cane e da lì è partita la rissa con i carabinieri presenti. Però poi i carabinieri hanno chiamato delle altre pattuglie. Sono arrivate delle altre pattuglie e gli si è tranquillizzata la vicenda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzate per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare le singole responsabilità. Le violenze in centro non conoscono confini, usciamo per un attimo dalla Marca ma andiamo nella vicina Pordenone dove c'è stata una rissa tra ragazzi tra 23 e 26 anni di origine straniera, bilancio di 3 feriti. Momenti di forte tensione nella serata di lunedì in piazza Risorgimento a Pordenone, dove intorno alle 19:30 si è consumata una violenta aggressione. Secondo quanto appreso, il tutto sarebbe nato da una lite tra 2 gruppi di ragazzi, tutti di nazionalità straniera e di età compresa tra i 23 e i 26 anni. A fare le spese dello scontro sono stati 3 giovani di nazionalità afghana, aggrediti dal secondo gruppo composto da 4 persone. A lanciare l'allarme è stato un passante che, intimorito dalla scena, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri, tuttavia, gli aggressori erano già riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Fortunatamente nessuno dei ragazzi coinvolti ha riportato ferite gravi. I 3 giovani avrebbero rifiutato le cure mediche e il trasporto in ospedale da parte del personale sanitario. Sono ora in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per fare piena luce sulle cause che hanno scatenato il tutto e per riuscire a identificare i responsabili in fuga. Ai nostri microfoni anche la voce di un commerciante della zona presente sul posto di lavoro al momento dell'accaduto. Abbiamo sentito, però non abbiamo visto cosa è successo. Sì, meglio non succedere, però ogni tanto succede. C'è anche videocamere, adesso sta diventando meglio. Torniamo a Treviso, protagonista anche di eventi legati alla sicurezza, ma protagonista negli ultimi tempi di un vero e proprio scontro di accuse e di insulti pesanti e di minacce su Instagram, il trapper Ciacaloco, che però non potrà entrare in area Schengen per i prossimi 10 anni. Nuovi dettagli sulla sua espulsione. Mentre Ciacaloco, sedicente artista e rapper, si impegna nel dissing contro il sindaco Conte e i rappresentanti del governo, la polizia ha reso noti ulteriori dettagli sulla sua espulsione. Il giovane 26enne del Bangladesh è stato trasferito ancora nel febbraio scorso direttamente dal carcere di Santabona a Dhaka, capitale del Bangladesh, con provvedimento di espulsione coatta da parte del questore Alessandra Simone. Ciacaloco, che aveva accumulato una serie di condanne penali fin da quando minorenne era arrivato a Treviso, ha ricevuto anche un divieto di rientro in area Schengen fino al 2036. Per lui quindi un rientro in Europa significherebbe arresto immediato ed espulsione obbligatoria. Il video che ha girato in carcere insieme ad alcuni presunti responsabili dell'omicidio di Francesco Favaretto è stato dunque fatto prima dell'espulsione, forse intorno a fine gennaio, e poi messo online a marzo. Da lì l'esplosione del caso Ciacaloco. Quel video ha infatti indignato più di qualcuno.
Da lì sono partite altre accuse al sindaco Mario Conte, prima via social, poi via televisiva ed ora anche attraverso un brano rap. Il primo cittadino, che ha deciso di non replicare alle provocazioni, ora sta valutando se querelare o meno il ragazzo. Restiamo in città, dove il tema sicurezza è sempre in primo piano ed è anche un tema di scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. Ieri sera a Ring lo scontro tra il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera e l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia, residente in una delle zone calde di Treviso. Sentite. Com'è possibile che in alcune zone caldissime del centro, dove ci sono le telecamere a 360 gradi in diversi punti, sono esattamente i posti dove ci sono assembramenti, dove accade di tutto, spaccio compreso, e non c'è mai, ma dico mai, un intervento preventivo, contestuale, immediato da parte delle forze dell'ordine. Questo non è vero, Fabio, questo non è vero. Questo non puoi dirlo, questo non è vero. Sai perché lo dico? Perché abiti là sopra. No? Sai perché lo dico? Perché ho i documenti che lo provano. Sì, Fabio, però questo non puoi dire. Lo posso dire? Scusa, mio padre abita a 100 metri da te e abitava mio nonno a 100 metri da te. La zona della stazione e la stazione di Corriere. Vicolo Orioli ha due telecamere, una dalla parte e una dall'altra, è il luogo di Treviso dove avviene di tutto. Cosa servono due telecamere messe lì? Ma scusa, quando li fermano non è che mandano a te una mail o una PEC dicendoti che hanno fermato, se posso, avere tutto. Avviseranno eventualmente il sindaco, ma scusa, con ruoli diversi informano. Poi il problema nasce, e io continuo a dirlo, e ti manderò riservatamente la documentazione perché pubblicamente e formalmente l'ho mandata diverse volte a polizia locale e sindaco. E ha ricevuto magari risposte. Anche la questura, zero. Anche la questura, anche quella anche il prefetto. Cioè, il prefetto, no, il prefetto non c'entra niente, il prefetto non interviene, intervengono le forze dell'ordine. Esatto, quindi vai dalla polizia, la Guardia di Finanza, i carabinieri. Quindi le telecamere, però dice una cosa specifica, non funzionano, comunque non c'è una corresponsione diretta. Quando parlavo di efficienza, non è così, guarda. Quelli che hanno identificato a Mogliano, cosa hanno fatto? Li hanno identificati grazie alle telecamere. Perché attenzione, la polizia locale, faccio un esempio, ma anche la polizia... Ma il problema non è l'identificazione successiva, è la prevenzione. Esatto. È la prevenzione. La telecamera non è solamente identifico chi commette il reato, applauso. Intervengo prima che commetta il reato. Perché se no la telecamera ha una funzione che al cittadino serve a poco. Tu abiti in centro, ma se tu vai ti posso dire i quartieri, i luoghi, che nel mio quartiere a Sant'Antonino ci sono luoghi dove c'erano parchetti, dove spazzavano e li abbiamo beccati. Cioè non esiste solo il centro di Treviso o via Roma. La città è molto più grande, la zona è molto diverse. Quindi meglio sarebbe avere dei presidi fissi. Ma sì, ghettizziamo il centro di Treviso e via Roma. Ma fatti un giro, Alessandro, visto che sei amministratore e vice sindaco. Ascolta, guarda che la mia famiglia, la mia famiglia abita là dal 52, no da 50 giorni. Io quando passavo la Siam, avevo 16 anni, era pieno di tossici, forse tu non c'eri, te lo dico io. Quindi è sempre stata così quella zona? Allora, è una zona, no, questo non è giustificabile, ma è una zona sicuramente complicata. Questa è la capacità dell'amministrazione, siccome è stata sempre così, lasciamola così. E che giustificazione è? No, stai dicendo esattamente questo. No, io non ho detto questo, Fabio, io non ho detto assolutamente questo. Io ti ho detto che è sempre stata una zona complicata, si è sempre intervenuto da Gentilini, ma è una zona complicata. Gentilini sì? Sì, ma... Guarda, quando io passavo e c'erano i tossici, c'era Gentilini, perché scusa l'età era quella, però sono zone anche complicate, la stazione Corriere, la stazione di treni, notoriamente in qualsiasi città sono zone complicate. Insomma, la sicurezza a Treviso spesso si intreccia con la politica. Allora, a proposito di politica e a proposito di Lega in questo caso, proprio a Ring lunedì, Dimitri Coind, l'attuale segretario provinciale della Lega, nonché deputato del Carroccio, ha rotto gli indugi e ha annunciato di volersi ricandidare alla guida del partito nella Marca. La domanda che le faccio, Tranchant, è: si ricandiderà? Sì. Benissimo, è già questa è già risposta poi decideranno i militanti. Senza tentennamenti, risposta diretta. A Ring il segretario provinciale del Carroccio rompe gli indugi e torna in campo per un secondo mandato alla guida della Lega della Marca, spiazzando non pochi in queste ore nel suo stesso partito. Il rinnovo a ottobre, ma i motori già caldi, e il deputato, già segretario prima del commissariamento e poi di nuovo vittorioso nel febbraio 2023, è deciso a proseguire il percorso. È doveroso riproporsi e poi i militanti decideranno. Quindi Dimitri Coind si ricandida.
candidato. ma mi proporrò e poi i militanti decideranno. Proporrò con un programma che andremo a discutere. Difficile possa essere però un candidato unitario, vero obiettivo dei vertici regionali del Carroccio per evitare il maxi scontro di 3 anni fa, quando si presentarono ben 4 avversari ridotti a 3 dopo il passo indietro di Giuseppe Paolin. La battaglia vide in campo Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, fino al duello finale tra Coin e Barbisan e la vittoria del primo per 13 voti di scarto. Al momento altri nomi oltre a quello di Coin non sono ufficiali. Radio Lega sussurra però che lo stesso Giuseppe Paolin potrebbe riproporsi, mentre Barbisan, ora capogruppo della Lega in Regione, spingerebbe per un suo candidato. Un'ipotesi di Roberto Bet sembra invece tramontata. In ogni caso, chi guiderà la Lega Trevigiana da ottobre avrà l'arduo compito di ricompattare un partito in balia di tensioni e spinte centrifughe. Malcontenti sia locali, vedi le sconfitte di Castelfranco e Spresiano, sia nazionali, la guida di Matteo Salvini. Per Coin però chi attacca il segretario perde di vista la complessità del partito. Se operi a livello comunale hai una prospettiva, se operi a livello regionale ne hai un'altra, se operi a livello nazionale ne hai un'altra ancora, se operi a livello europeo ne hai un'altra ancora. Sono livelli completamente diversi. Pensare che sia un unico punto di vista è sbagliato. L'elettore veneto è un elettore particolare, non vota per tifoseria, vota sì per appartenenza, ma valuta anche quello che tu fai. Quindi noi abbiamo la grande responsabilità, in particolare in Veneto, di fare bene il nostro lavoro da leghisti. In mezzo c'è sempre lui, il generale Vannacci, con il suo futuro nazionale. Il sondaggio di Ring premia il 57% di chi lo ritiene più una risorsa che un pericolo per il centrodestra, anche se le resistenze ci sono e non sono poche. Coin non si scompone e anzi lancia la provocazione. Ma ha fatto il suo percorso, se n'è andato. Quello che ha detto sul suo programma non sono stupidaggini, sono secondo me delle necessità del Paese, come avevamo detto anche noi, però quando vai là effettivamente farle tutte quante è difficile. Quindi vuoi sterilizzare Vannacci? Ma fallo andare al governo, fagliele fare. E alla fine vedrai che troverai tutte quante quelle difficoltà che abbiamo trovato anche noi in questo governo di centrodestra. Di nuovo la cronaca, parliamo del Venezuela, il terribile terremoto, migliaia di vittime, e c'è anche un collegamento con la nostra realtà. Perché il terremoto in Venezuela costringe a far slittare il processo al killer di Vincenza Saracino, che è appunto detenuto in Venezuela, il terribile delitto di Canizzano. Prima c'è stata, non so come definire, insomma, il cambiamento di governo, chiamiamolo così. Adesso il terremoto, direi che è accaduto di tutto. C'è dello sconforto nel commento dell'avvocato Luigi Fadalti, legale dei familiari di Vincenza Saracino, per l'andamento del processo al presunto autore dell'omicidio della cinquantenne avvenuto il 2 luglio di 2 anni fa a Canizzano. Perché il 36enne Luigi Nasato, detenuto a Caracas dove era fuggito dopo il delitto, difficilmente tornerà a breve davanti ai giudici venezuelani. Un processo partito male che sta proseguendo in mezzo a 1000 difficoltà. La Procura della Repubblica di Treviso ha trasmesso da molto tempo tutti gli elementi di indagine, ivi compresi gli accertamenti sul DNA. In Venezuela, per quanto sappiamo, il processo si è aperto, si è bloccato in un primo tempo, probabilmente anche in ragione della crisi politica, quindi di un rinnovamento negli uffici di procura, e adesso per ora, da una comunicazione recentissimamente arrivata, perché la situazione è talmente grave da non consentire altro che lo svolgimento delle attività urgenti. Peraltro l'imputato Nasato è tuttora detenuto. Nasato sta bene, nonostante il terremoto che ha colpito duramente la capitale venezuelana abbia lesionato in maniera importante anche la prigione dove è detenuto. Ci auguriamo che la situazione si normalizzi. I contatti con la Fiscalia, cioè l'ufficio di procura venezuelano, continuano a esserci. In realtà il procedimento era già giunto all'equivalente dell'udienza preliminare, tenendo presente
che non esiste la figura della parte civile e quindi le persone offese da reato, i parenti si affidano al pubblico ministero. E con il sisma che ha stravolto totalmente tutte le attività private e pubbliche del Venezuela, ora sicuramente si allontana la verità sulla morte di Vincenza Saracino. È assolutamente imprevedibile lo sviluppo, era in origine stata fissata un'udienza il 2 luglio che proprio per la situazione attuale ha dovuto necessariamente essere rinviata. Impossibile fare una previsione. Il caso Electrolux, adesso siamo disposti a rimanere solo con incentivi a sostegno della riduzione dei costi di produzione, una riorganizzazione del lavoro più produttiva e agevolazioni sui costi energetici. La posizione dei vertici di Electrolux nel secondo incontro di ieri con le rappresentanze dei lavoratori che si è tenuto al Mimita, al Ministero del Lavoro del Made in Italy a Roma, posizione che secondo le rappresentanze sindacali da una parte apre a una possibilità di dialogo, dall'altra pone richieste difficili per non dire impossibili da accettare. Tra l'altro, sottolineano i sindacati, Electrolux non ha nascosto che alcune produzioni potrebbero già andare in Thailandia e in Cina. Nell'avvertenza, lo ricordiamo, sono in ballo 1719 posti di lavoro nelle sedi italiane e di questi 310 nello stabilimento di Susegana. Esuberi e licenziamenti che sono stati sospesi per questa lunga trattativa che vedrà il 7 luglio il nuovo tavolo. Ma è una situazione molto difficile che passano ovviamente i lavoratori di Susegana e così anche i loro colleghi di Porcia. Abbiamo chiesto all'azienda Conforza di modificare il piano industriale, di cambiarlo, perché il nostro obiettivo è quello di mantenere qui le produzioni, mantenere gli stabilimenti aperti. Vi è stata una disponibilità da parte aziendale, ma ancora del tutto generica, che ovviamente dovremo affrontare nei prossimi incontri con dei dettagli tecnici per quanto riguarda le produzioni. Fumata grigia in seguito al nuovo tavolo convocato a Roma nelle scorse ore presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la multinazionale Electrolux. Se la settimana scorsa l'azienda aveva alzato il muro restando sui propri passi per il piano inizialmente presentato, motivandone anche la scelta, in quest'altro incontro invece sembrerebbe esserci un'apertura. Nel frattempo, in concomitanza a Porcia, è scattato un nuovo sciopero da parte dei lavoratori. I sindacati FIOM, FIM e UILM respingono compatti il piano industriale della multinazionale, giudicato privo di prospettive e basato solo sui tagli. Sul tavolo restano i pesanti nodi dei 1719 esuberi annunciati, pari al 40% della forza lavoro, e la chiusura del sito di Cerreto d'Esi. Preoccupa fortemente anche lo smembramento del comparto ricerca e sviluppo che ha il suo fulcro proprio nel pordenonese. Davanti a questo scenario le sigle sindacali chiedono un netto cambio di rotta e un progetto alternativo che punti su investimenti concreti e volumi produttivi. Dalle assemblee delle fabbriche si leva inoltre un appello esplicito alla Premier Giorgia Meloni. I lavoratori chiedono che Palazzo Chigi assuma in prima persona la gestione dell'avvertenza, richiamando il precedente intervento del governo nel 2014 per salvare il settore. Se l'azienda rimarrà ferma sulle sue posizioni, i sindacati saranno pronti a respingere il piano. Ai nostri microfoni gli stessi lavoratori. 45% persone a casa, preferita alla Polonia, e ci hanno portato via lavatrici, essiccatori e le lavatrici carica dall'alto. La battaglia è dura, appunto, noi andiamo avanti con gli scioperi. Adesso contiamo in un intervento incisivo da parte della politica, di ogni schieramento, di ogni livello, dal locale fino al nazionale, fino alla Presidenza del Consiglio. E siamo quasi alle 30 ore di sciopero superate, sono quasi 4 giornate di lavoro che noi perdiamo. Chiediamo l'intervento della Meloni che porti la questione a livello europeo, visto che Electrolux aveva detto di avere dei problemi dal punto di vista di costi energetici. E che anche il governo faccia la sua parte. Diciamo che il tavolo di Roma deve essere soltanto il primo step ed è l'Europa che ci deve agevolare nel buon esito di questa avvertenza. Adesso parliamo di sanità, parliamo di case di riposo, rette sempre più alte e lunghe liste d'attesa. La denuncia del Partito Democratico, nel veneziano la situazione peggiore dopo Padova. Sono circa 1500 le famiglie che nella provincia di Venezia attendono un posto in una casa di riposo ogni anno.
È evidente che questo è un dato drammatico e di fatti è il secondo dato peggiore di tutto il Veneto. Circa 2.000 gli anziani che nella provincia di Venezia attendono un posto in RSA in un Veneto che ne conta più di 9.000. La provincia solo seconda a Padova, con quasi 3.000 persone che attendono un posto in una casa di riposo. A pesare sulle vite delle famiglie o sugli stessi anziani, le rette. C'è un altro dato allarmante che riguarda l'Ulstra Serenissima. Abbiamo le rette più alte di tutto il Veneto. 1.800 euro per coloro che ottengono il contributo regionale, per arrivare a 3.000 euro per chi invece non lo ottiene. L'appello della consigliera regionale che intende portare la questione sul tavolo del presidente. Chiederemo in regione un impegno maggiore sia per i posti nelle case di riposo, ma anche per quanto riguarda ovviamente delle rette che sono assolutamente insostenibili. Ci chiediamo però dove sia stato il Comune e l'assessore Venturini, oggi sindaco, che si è occupato per 11 anni di sociale e di sanità proprio per il Comune di Venezia. E poi c'è l'altra faccia della sanità, bilancio più che positivo nel 2025 per l'azienda Ospedale Università di Padova. Il 2025 si chiude con risultati in crescita per l'azienda Ospedale Università di Padova. La relazione sulle performance certifica infatti un anno più che positivo. Oltre 68.500 i ricoveri registrati, mentre gli interventi chirurgici sono cresciuti del 2,8%, con un balzo di oltre il 10% per la chirurgia ambulatoriale. Un'azienda che è molto viva e che risponde proprio alle esigenze non solo della popolazione di Padova, non solo della popolazione della provincia di Padova, ma bensì appunto di tutto il Veneto. Ed è questa secondo me appunto una cosa da sottolineare, cioè che l'azienda di fatto si confronta e si misura su un territorio molto ampio e quindi dà una risposta di secondo e terzo livello appunto che si rivolge proprio a tutti i cittadini. In aumento anche gli accessi al pronto soccorso ai pazienti provenienti da fuori regione. Sono aumentati i ricoveri, in particolar modo i codici bianchi, segno proprio anche di un bisogno e della necessità che comunque questo ospedale sia sempre più un ospedale che si confronta con una rete molto più larga, fatta di ospedali SPOC, fatta di case della comunità, di territorio, con i quali si deve interfacciare per far sì che appunto lavori con la massima efficienza. Numeri accompagnati da una riduzione della degenza media e da una maggiore complessità dei casi trattati. Crescono anche le prestazioni di telemedicina, mentre migliorano gli indicatori di qualità dell'assistenza. E guardando al futuro, proseguono gli investimenti sul nuovo polo dell'ospedale di Padova Est, sull'hospice pediatrico, sulla digitalizzazione, sulla cybersicurezza. È un ospedale anche che si sta confrontando e sta andando verso una logica di presa in carico verticale. Come dicevo prima, è un ospedale che di secondo o terzo livello che per funzionare deve avere comunque e deve essere inserito in un contesto di rete territoriale che servono per far sì che appunto qui si concentri l'altissima tecnologia, l'alta expertise appunto dei professionisti e che diventi e rimanga comunque sede di una ricerca che, penso alla ricerca traslazionale, di una ricerca che appunto è essenziale tanto quanto la formazione appunto dei nuovi medici. Allora adesso andiamo a Milano, vedo che si sta muovendo la nostra Heidi Kaliman proprio nella zona della sparatoria che vi dicevamo, dell'agguato che vi dicevamo all'inizio della nostra prima edizione. Allora vi ricordo, mentre Heidi si avvicina, vi ricordo nella notte a Milano un agguato di 2 persone, presumibilmente 2 persone a colpi di pistola nei confronti di un connazionale, parliamo di cittadini albanesi, almeno questo che sappiamo in queste prime ore. Colpito mentre rientrava a casa con la fidanzata, è colpito alla spalla, quantomeno non un colpo letale fortunatamente, l'uomo comunque si trova in gravi condizioni all'ospedale, ovviamente c'è una comunità sconvolta da quanto è successo e indagini in corso. Allora Heidi, buongiorno, rieccoci. Rieccoci, sì Nicola, siamo giunti davanti alla casa dove ieri sera intorno all'1:30 è avvenuto questo agguato, una sparatoria vera e propria, un colpo alla spalla sparato, ancora non si conoscono i motivi e il movente di questo agguato. Un ragazzo di meno di 30 anni, ancora all'età, non è stata rilasciata dalle forze dell'ordine, comunque un ventenne che stava rincasando con la fidanzata dopo una
serata, ebbene rientrando, lasciando la macchina alle loro spalle, l'agguato che li avrebbe atteso appunto l'uomo al varco della sua casa, un colpo sparato da una persona, ma in quel momento erano in due quelli che hanno seguito appunto la coppia per arrivare fino qui in via Desmond. Siamo nella frazione di Zianigo di Mirano, una strada a senso unico dove, come potete vedere, sono moltissime le case, anche molto vicine tra di loro. Abbiamo anche chiesto ai residenti della zona, sono tutti anziani e non hanno sentito niente se non i loro cani abbaiare di notte, come i cani della casa appunto che sta inquadrando Simone Merlo, che è qui con me, che come sentite stanno anche abbaiando all'arrivo dei carabinieri giunti sul posto proprio in questo momento. Pare che ci sia l'ombra dello spaccio come movente, ma chiaramente essendo appunto un fatto successo poche ore fa e soprattutto essendo la vittima in ospedale ricoverato, i carabinieri stanno aspettando che si rimetta in sesto per poter ovviamente procedere con l'interrogatorio. Ciò che spaventa chiaramente è quello che è accaduto in una frazione che non ha di fatto mai visto nulla di simile. L'origine dei ragazzi è albanese, come albanese dovrebbe essere l'origine dei due attentatori. Chiaramente i carabinieri stanno ancora indagando per cercare i responsabili della sparatoria e ad ora queste sono le notizie che anche noi abbiamo in questo momento. Chiaramente qualsiasi cosa, Nicola, ti richiederemo la linea e per ora da via Desman alle mie spalle, la casa dove è avvenuta questa sparatoria. Anzi, una precisazione, Nicola, non l'ho detto, il ragazzo in questione appunto è ferito all'ospedale, è stato trasferito. In questo momento c'era qualche problema, comunque ci stava presumibilmente dicendo che il giovane che è stato ferito non è o non sarebbe in questo momento in pericolo di vita. Grazie comunque a Heidi Kaliman, siamo arrivati proprio sul posto e abbiamo visto anche le auto dei carabinieri, quindi le indagini sono in corso. Noi andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo parlando di... Ecco, ti vedo ancora, stavi... No, non se n'è andata, però ecco, la vedo. Allora, vogliamo salutarci, Heidi, stavi dicendo probabilmente che il giovane è in serie condizioni ma non in pericolo di vita, è così? Esattamente, ricoverato all'ospedale all'Angelo, i sanitari stanno aspettando appunto che si rimetta in sesto per poter consegnarlo, così ci hanno riferito ai carabinieri, e poter effettuare insomma tutti gli interrogatori del caso. Per gli aggiornamenti chiaramente, Nicola, noi siamo qui, a più tardi. Grazie a Heidi Kaliman, grazie a Simone Merlo, che sono passati insomma da Scorzè a Mirano in un battibaleno per raccontarci di due tragedie, di due fatti drammatici di cronaca. Da una parte l'incidente mortale della scorsa notte a Scorzè, una 49enne, lo ricordo, che ha perso la vita contro un albero con la sua auto, e adesso questa sparatoria a Milano, sempre nella notte a Zianigo di Mirano. Dicevamo pubblicità, poi ripartiremo parlando dei saldi che hanno anche in questo caso un'incognita caldo, e poi andremo anche a Belluno. Insomma, c'è ancora molto di cui parlare, fra pochissimo. In un contesto così sfidante come quello di quest'anno, magari accentuato anche dalla canicola, dal caldo, da questo cambiamento climatico estremo, sono sicuramente razionali, necessari e funzionali. I dati previsionali di Confcommercio Veneto e Unioncamere confermano che a Treviso il 60% dei consumatori pensa di spendere come lo scorso anno, da 168 a 224 euro, con la variabile caldo a fare da padrone. L'inizio dei saldi è fissato per il 4 luglio, con termine poco dopo Ferragosto. Per i commercianti niente vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data d'inizio, obbligo di indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata ed il prezzo finale, garanzia di tutela per chi acquista. I saldi sono centrali e soprattutto sono centrali per ridare forza e focus ai negozi fisici di prossimità nei nostri centri storici. Infatti il 66% dei trevigiani dichiara di preferire
di acquistare durante il periodo di saldi fisicamente. Ecco che qui si rassetta il sistema e finalmente il fisico è rimesso alle stesse condizioni di poter operare come l'online. La variabile dell'e-commerce, la scontistica, i rapporti privilegiati con i clienti iscritti alle varie piattaforme, tutto congiura perché il negozio di prossimità sia meno appetibile, ma i saldi dimostrano sempre che in questa fase il negozio è comodo e sicuro a fronte dei rischi e delle incertezze geopolitiche anche per i turisti. In questo i negozi indipendenti, multibrand che noi rappresentiamo offrono sicuramente un'alta qualità, lo chiede il 60% dei trevigiani, ad alti standard, ma anche costi sostenibili, prezzi congrui, e su questo abbiamo lavorato proprio perché, diciamo, per competenza, per reputazione, per insegna, per storytelling consolidato. Previsto un buon flusso di clienti nei principali centri storici della marca, anche se la variabile caldo rischia di penalizzare fortemente l'avvio della prima giornata, con i clienti che potrebbero arrivare solo nelle ore serali. Il trend sarà indirizzato verso capi leggeri e linee fluide, sandali e borse con dettagli di raffia o corda, giacche svuotate informali e pantaloni dai volumi ampi. Lo stile safari con toni neutri dal beige al verde e le lavorazioni artigianali saranno tra i capi preferiti, pratici senza rinunciare all'eleganza. Allora abbiamo parlato di commercianti, di negozi che si preparano ai saldi. A Belluno ci si prepara anche agli eventi di luglio, una serie di importanti eventi per rianimare il commercio in centro, anche con ospiti importanti. Ce ne parla Tiziana Bolognani insieme a Stefano Bozzi. Sì, in sala giunta del Comune di Belluno si è appena conclusa la conferenza stampa per la presentazione di queste nuove iniziative per l'estate bellunese con i commercianti del centro, che hanno trovato nuova linfa, nuovo slancio per ridare vitalità a un commercio che negli ultimi mesi ha iniziato a mostrare qualche segno di cedimento e anche di preoccupazione. Con me l'assessore al turismo del Comune di Belluno Paolo Luciani e il neo presidente del Consorzio Belluno Centro Storico Santi di Noto. Inizio da lei, assessore, perché queste iniziative di fatto segnano una nuova via per Belluno, per la vitalità del centro storico. Ma diciamo che nel segno della tradizione si vuole proseguire la collaborazione che tra Comune e Consorzio è sempre stata presente. Si rinnova il Consorzio, un in bocca al lupo al nuovo presidente Santi di Noto, un grazie a chi è stato presente fino adesso, Andrea Dal Ponte. Si rinnovano i giovedì, si rinnovano i saldi e con delle attività che hanno una chiave più, mi permetto di dire, enogastronomica, di promozione culturale, e che vuole andare a promuovere il vicinato dei nostri negozi. Ecco, si parte subito il sabato prossimo, perché sabato prossimo iniziano i saldi. Sì, esatto, come amministrazione comunale abbiamo coadiuvato la presenza di un'attività che possa dare slancio all'inizio dei saldi e dopo il calendario dei successivi giovedì di luglio, nei quali il Consorzio, come da tradizione, insomma, animerà la piazza. 2, 3, 4 e 5 lo street food animerà anche la piazza cittadina, mentre Santi di Noto, non appena ha vestito i panni del presidente del Consorzio Belluno Centro Storico, vulcanico qual è, ha di fatto lanciato questo amo, e a questo amo hanno abboccato, passatemi il termine, tutti i negozianti, non solo della piazza ma anche delle aree limitrofe al centro storico, che decisamente vogliono dare una immagine nuova, più fresca e anche più accattivante e accogliente del centro di Belluno. Assolutamente sì, ci tenevo a ringraziare comunque la vicinanza di tutti. Sono stati tutti molto positivi, hanno dato subito un contributo sia economico che lavorativo. Ringrazio in primis i miei consiglieri, stanno facendo veramente un grandissimo lavoro.
E questi 4 giovedì del mese di luglio saranno diversificati anche nel senso della proposta e della offerta. Si parte con le arti, una serata dedicata alle arti visive, poi si proseguirà fino ad arrivare all'ultimo giorno in cui i commercianti di fatto proporranno in gazebo, allestiti in maniera molto elegante nei giardini della piazza, i loro prodotti, un modo per farsi conoscere, ma c'è la chicca del primo giovedì, il 9 di luglio, se non la memoria in questo momento non mi inganna, Santi, è un giovedì dedicato alle arti visive che circuiteranno in diversi spazi della città. Assolutamente sì, il nostro obiettivo era proprio quello di creare un'unione con tutte le vie per far sì che comunque il cliente stesso faccia un giro totale di tutte le vie della piazza, che sia via Mezzaterra, Santo Stefano o piazza Angelina Zampieri, in modo tale da parificare comunque il giro della nostra piazza. Vi dico semplicemente che c'è una chicca, la presentazione in anteprima di un cortometraggio realizzato dal premio Davide di Donatello, anzi dal pluripremiato ai Davide di Donatello Francesco Sossai. Insomma, l'appello e l'invito chiaramente ai bellunesi, ma anche ai non bellunesi, a chi in questo momento ci sta guardando da casa, di venire a Belluno da giovedì prossimo, anzi da sabato, perché ci sono i saldi. già, ne abbiamo parlato poco fa con il servizio precedente. Adesso andiamo a Padova, sono ormai all'ultimo miglio i lavori di restauro dell'Istituto Selvatico di Padova. Appunto, ai musei civici la consegna del sigillo a chi ha trovato i fondi per realizzare quest'opera. È stata dura, e non per il caldo che abbiamo oggi, ma in tutti questi 9 anni, lavorare ogni giorno per portare avanti sempre all'insegna delle proposte costruttive una battaglia che era partita male. È soddisfatto Elio Armano, tra i promotori dell'associazione Amici del Selvatico, che da 9 anni si batte perché lo storico istituto d'arte sia ristrutturato, un patrimonio di tutta la città. La scuola nel 17 pareva destinata a chiudere i battenti proprio nei 150 anni della sua fondazione. L'associazione Amici del Selvatico è stata costituita allora per lavorare perché la scuola venisse non solo restaurata ma anche ampliata là dove era sempre stata. Grazie al PNRR e le sinergie che si sono create in città tra Comune, Provincia e Fondazione Cariparo, sono stati recuperati i fondi per ristrutturare l'edificio. Ora manca l'ultimo miglio. La forza di quello che è successo è l'idea che le istituzioni lavorano bene per le priorità del territorio, e oggi noi celebriamo il fatto che la provincia di Padova, il Ministero della Cultura, ovviamente Fondazione Cariparo, che orgogliosamente ha dato il suo contributo, hanno lavorato a un progetto che è stato oneroso ma è bello, importante, perché restituisce alla fruizione comune un patrimonio della città. Durante una cerimonia ai musei civici sono stati premiati con un sigillo dell'Istituto Selvatico Antonio Finotti e Gilberto Muraro, che hanno guidato negli anni la Fondazione Cariparo, oltre all'attuale presidente Rosario Rizzuto e al sindaco di Padova Sergio Giordani. Hanno investito qualcosa come quasi 11 milioni di euro tra PNR, provincia, fondazione, molto importante la fondazione, anche il Ministero, 950.000 euro, per cui è uno sforzo corale di tutti per ritrovare un edificio importantissimo che sarà un'ulteriore perla per la città, sarà molto molto bello. A 800 anni dalla sua morte, la figura di San Francesco d'Assisi, ricordata in tante iniziative, ma anche a San Zenone degli Ezzelini con una serie di eventi.
San Francesco parla anche agli uomini e alle donne del terzo millennio. Il messaggio universale del poverello di Assisi, di cui si ricordano gli 800 anni dalla morte, è al centro delle iniziative promosse dall'Associazione Storico-Culturale Accademia Sodalitas e Celinorum. Fino a domenica 5 luglio, Villa Marini Rubelli di San Zenone ospita la mostra di pittura Francesco, i luoghi e le creature, esposizione collettiva curata da Ama Alpe Madre Acquarellisti. Gli artisti hanno interpretato il messaggio francescano con diverse tecniche e stili pittorici, esprimendo nella profondità e le varie sfaccettature con tocchi grafici e cromatici di sicuro impatto. A completare il programma sarà la cena medievale su prenotazione di venerdì 3, con un menù tutto incentrato sui sapori tipici del 1200, con ben 5 portate nella lista, dall'aperitivo ai dolci. Il clou sarà lo spettacolo storico-teatrale Francesco, il santo del 1200, scritto e diretto da Roberto Frison, con un cast di 50 persone tra attori e figuranti. La rappresentazione, che da settimane sta impegnando attori e costumisti, sarà realizzata presso la Chiesetta Rossa sul Colle Castellaro di San Zenone, con ingresso libero per il pubblico. I fedeli sono confusi. Cercano Dio e lo troveranno. Adesso parliamo invece di un concerto degli alpini a Crespano del Grappa in memoria di Don Paolo Chiavacci. Lui è sempre stato un prete alpino, forse ancora un alpino prima di un prete. Lui ha sempre partecipato a tutte le commemorazioni degli alpini in Grappa, ha inaugurato il Castagnier della Madonnetta qui a Crespano e gli alpini sono quelli che hanno costruito assieme a lui materialmente, proprio mattone su mattone a picconate, questa la base di quello che poi è diventato il centro Don Paolo Chiavacci. Un concerto alla memoria di Don Paolo Chiavacci e di quanti hanno contribuito alla crescita del Centro di Spiritualità e Cultura di Crespano a Pieve del Grappa. Incontro musicale con il creato è il titolo dell'evento, che ha visto esibirsi il coro alpino Monte Castel di Crespano e il coro Ana di Oderzo. Un legame profondo quello di Don Paolo con gli alpini. Prima di diventare prete aveva fatto parte anche lui delle Penne Nere e in fondo non le aveva mai davvero lasciate. Presente al concerto nella suggestiva Casa Schiba anche Monsignor Michele Tommasi. Musica, spiritualità e natura, le protagoniste indiscusse. Venire a vivere un'esperienza di musica, di bellezza, di armonia in questo posto al centro Chiavacci, in cima al Prato della Schiba, è un momento molto spirituale, molto concreto al tempo stesso. È un momento in cui ricordiamo la figura di Don Paolo Chiavacci per tutto quello che è riuscito a vedere, a immaginare, a sognare e a realizzare in questo posto meraviglioso, l'incontro con la natura, tra le persone, che alla fine è l'incontro con Dio. Dovremmo portare molta più gente qui, perché veramente si capisce il senso della necessità di salvaguardare il creato, perché qua ci si sente veramente, l'ho detto prima, in armonia e in pace con se stessi, con le persone che abbiamo intorno e anche con il mondo. E adesso parliamo del palio di San Giorgio in Bosco, il primo palio delle 6 contee che parte domani. Tutto pronto per il nuovo palio delle contee di San Giorgio in Bosco, una novità assoluta per il comune dell'Alta Padovana, nata da un'idea della consulta dei giovani e mirata a rafforzare il senso di comunità del paese. Il via giovedì e sino a domenica spazio ed attività che coinvolgeranno tutte le fasce di età. Abbiamo diviso il paese con quelle che sono le frazioni, quindi Sant'Anna Morosina, Cogno, Lobia, Paviola, e dopo abbiamo deciso di dividere il centro per far pari tra San Giorgio Est e San Giorgio Ovest. Volevamo che i ragazzi venissero fuori a festeggiare e vederli fuori in paese, ed è quello che stiamo cercando di ottenere con questo palio delle contrade. Per settimane i residenti si sono dati da fare per colorare e addobbare le varie contee, realizzare i giochi strizzando un occhio a quelli dei nostri nonni e allestire gli scenari delle competizioni. È un bellissimo momento di aggregazione proprio perché i giochi sono pensati per tutte le età. Ci sono giochi pensati per i bambini come schiaccia il palloncino, cingolo,
e giochi pensati addirittura per gli over 60 e abbiamo anche il fazzoletto per età in cui giocheranno i bambini dai 6 anni in su fino agli over 40. E già anche chi non giocherà si sente già partecipe nelle decorazioni, nel fare il tifo, nel sentirsi un comune tutto insieme, unito. Per noi è veramente stato molto bello sostenere questa iniziativa che ci darà sicuramente lustro e che ci darà il modo di stare insieme. Stiamo vedendo, come hanno detto i colleghi, anche tante decorazioni, quindi il paese già cambia aspetto, quindi per noi è veramente bello, molto molto bello. Artisti per un giorno a ritmo di musica ispirandosi all'arte di Jackson Pollock, parliamo di anziani e andiamo a Portogruaro. La musica, la danza e il colore come strumenti di libertà ed emancipazione. Alla residenza Francescon a Portogruaro alcuni ospiti per un pomeriggio sono diventati artisti. La loro tela, un lenzuolo bianco, il colore usato per esprimersi a tempo di musica. Un gruppo di nostri anziani ha potuto sperimentarsi e diventare artista, ha potuto esprimere se stesso a ritmo di musica, in libertà, e ha potuto usare una parte del corpo che di solito non è quasi consentita, no? E quindi loro attraverso i piedi, attraverso la danza, attraverso la libertà di muovere le loro mani con un pennello, hanno potuto creare, diventare artisti e hanno avuto la possibilità di sperimentarsi. La finalità di questo progetto è mettere le persone di questo tipo nelle condizioni migliori e di fare stare 10 minuti, un quarto d'ora a contatto con i colori, e questo ci fa molto bene. Abbiamo voluto un po' cambiare l'idea e la visione che c'è generica di una casa di riposo, che non è più quella dove tu vai a finire la tua vita, ma è quella che apre e crea una nuova vita, un nuovo periodo dell'esistenza. Utilizzare l'arte nel settore degli anziani, soprattutto con anziani che hanno una compromissione magari cognitiva importante, permette loro di liberarsi, di uscire dai vincoli che la malattia gli impone. Siamo in chiusura, c'è un aggiornamento sul maltempo con le prime cellule temporalesche tra Ovest Padovano e Vicentino, nella zona di Montegrotto Terme e limitrofi segnalati anche grandinate con chicchi di piccole e localmente medie dimensioni. Altrove invece situazione più tranquilla con fenomeni per ora ordinari, lo sappiamo, insomma dalle prossime ore l'allerta temporali. Allora non mi resta che salutarvi e lasciarvi appunto al meteo, poi c'è Casa Pappagallo e alle 16:20 il film commedia La nostra vacanza in Scozia con di Andy Hamilton e Guy Jenkin. Grazie per averci seguito, arrivederci.